Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto "Vicino è il Signore, venite adoriamo". Vicino è il Signore, venite adoriamo. Ecco viene il Signore e in quel giorno brillerà una grande luce. Dai monti stillerà dolcezza, dalle colline scorrerà latte e miele, perché verrà un grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. Vicino è il Signore, venite adoriamo. È vicino il Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Verrà con grande potenza e regnerà in eterno e illuminerà gli occhi dei suoi servi. Vicino è il Signore, venite adoriamo. Alla venuta del gran Re purifichiamo i nostri cuori per illuminare nella giustizia incontro a Lui. Ecco viene il Signore a visitarci nella pace. Vicino è il Signore, venite adoriamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Christe eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con il parto della Santa Vergine hai rivelato al mondo lo splendore della tua gloria, fa che veneriamo con fede viva e celebriamo con fervente amore il grande mistero dell'incarnazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Giudici. In quei giorni c'era un uomo di Sorea della tribù dei Daniti chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora
guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla d'impuro, poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei. La donna andò a dire al marito: un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora, non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d'impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agire su di lui. Parola di Dio. Canterò senza fine la tua gloria, Signore. Canterò senza fine la tua gloria, Signore. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Canterò senza fine la tua gloria. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Canterò senza fine la tua gloria. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio. Farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Canterò senza fine la tua gloria, Signore. Ora dice di esse che ti innalzi come segno per i popoli, vieni a liberarci, non tardare. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore.
Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato 2 brani paralleli, l'annuncio della nascita di Sansone e d'altra parte l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista. 2 situazioni potremmo dire analoghe, di 2 donne che non possono concepire, sterili, vecchie, ecco. Dove appare l'opera del Signore, Dio dell'impossibile, che realizza quello che all'uomo non è possibile. Ed ecco, abbiamo ascoltato anche come questi 2 bambini che vengono annunciati hanno una missione importante. Sansone di liberare il popolo dai Filistei che opprimevano Israele. Giovanni il Battista, liberare il popolo dalla schiavitù del peccato, essere colui che prepara il popolo di Israele all'incontro con il Messia. Abbiamo ascoltato domenica la bellissima testimonianza che Giovanni Battista dà di se stesso. Sono voce di uno che grida nel deserto. Bene, queste 2 letture ci fanno pensare bene all'opera che Dio compie, in particolare quella più nota a noi, con Zaccaria, Elisabetta, Giovanni il Battista, ci fa vedere veramente come l'opera del Signore chiede a noi fiducia e speranza. Dio sorpassa le difficoltà umane, può farlo. Noi cerchiamo di fare il possibile, il Signore fa l'impossibile. E abbiamo ascoltato come Zaccaria ed Elisabetta sono 2 persone che osservano la legge del Signore, sono 2 persone pie, osservanti, fedeli. Non avevano figli, sterili tutte e 2, avanti negli anni. E che succede? Quando a Zaccaria, che svolge il servizio sacerdotale, si presenta l'angelo del Signore per dirgli di non aver paura perché la sua preghiera è stata esaudita e avrà un figlio, e gli annuncia la missione di questo figlio, scopriamo che questa fiducia nel Signore è stata forse disillusa,
tante preghiere abbiamo fatto, ma non vediamo frutto. E quindi fiducia e speranza non stanno più camminando insieme. Non reagisce Zaccaria esultando: guarda che bello, il Signore ha esaudito le nostre preghiere. Come posso conoscere questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanzata negli anni. E l'angelo gli dà la sua, il segno. Io sono venuto a parlarti, sono un angelo di Dio, un messaggero della sua notizia. Ecco, tu sarai muto fin quanto si adempiranno queste cose, perché non hai creduto alle mie parole. Ecco, torniamo fede. Ecco, questo vediamo come c'è necessità, di chiedere al Signore che ci faccia dono di una fede e di una speranza. Paolo direbbe: sperare contro ogni speranza. Dio vuole compiere un'opera con Zaccaria ed Elisabetta, un'attesa umana di avere un figlio, una cosa bella, importante. E Dio glielo dona in una maniera che loro non possono immaginare, essendo entrambi vecchi e Elisabetta sterile. Ma questo dono passa attraverso un ulteriore affidarsi a Dio, un Dio della speranza che supera la delusione. Abbiamo pregato, ma non è accaduto. Adesso ci viene a dire che Dio vuole compiere quest'opera? Questo desiderio umano viene a essere ulteriormente portato in avanti come bellezza. Abbiamo ascoltato come viene annunciato che Giovanni sarà un personaggio importante che camminerà davanti al Messia. E allora questo ci invita davvero a guardare anche alla nostra vita. Forse anche noi abbiamo le nostre delusioni nel rapporto col Signore, delle cose che forse avremmo desiderato o che attendiamo che il Signore compia e non si compiono. E allora abbiamo fatto bene a sperare? Ecco, questa lettura ci dice: continua a sperare, continua ad aver fede, perché il Signore è fedele, è degno di fede. Possiamo fidarci di Lui perché Lui compie quello che ci ha promesso. E penso che poi la promessa più grande che ci ha fatto è quella che noi siamo Suoi figli e vuole compierla questa promessa, una promessa di gioia, di vita, una promessa poi anche che è quella della nostra vocazione che Lui ci ha donato, la vita religiosa, il matrimonio e così via, in cui trovare la realizzazione bella della nostra vita come cristiani e come figli di Dio. E allora che davvero possa essere per noi queste due letture un invito ad alzare il capo con fiducia e con speranza, sapendo che Dio ha un progetto bello su ognuno di noi e che lo vuole portare a compimento e che forse vuole anche aumentare in noi il desiderio di vedere realizzato questo progetto, facendo un po' a nascondino, non realizzando subito, donando quando Lui vorrà quella pienezza, quella bellezza, ma chiedendo a noi di restare fedeli, di non lasciarci disilludere e cadere nella mediocrità. Abbiamo sempre lo sguardo e il cuore, lo sguardo rivolto verso il Signore che in Gesù Cristo compie la sua opera e il cuore sempre più attaccato a Lui e sempre più che cresca nell'amore verso il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria al suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, i doni che deponiamo sul tuo altare, perché ciò che la nostra povertà ti presenta sia consacrato dalla tua potenza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese, lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Lino, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Il Signore è la mia forza, al numero 205.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Dio Onnipotente, per i doni che ci hai dato. Suscita in noi il desiderio dei beni promessi, perché con spirito rinnovato possiamo celebrare la nascita del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. E hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti, concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Immacolata 161.